Termina in parità il recupero della prima giornata del campionato di eccellenza femminile girone B tra Lazio Calcio Femminile e Pro Calcio Castelmadama. 1-1 il punteggio finale con vantaggio della Curzi e risposta della Bassotti. Prima occasione per i padroni di casa, al quarto azione di infilata, risponde ottimamente in uscita Salinetti, poi dalla successiva conclusione, palla che termina sul fondo. All'11esimo ecco il vantaggio ospite, punizione sul centro-destra, battuto dalla Livi, respinta corta sul quale la Curzi mette in rete 0-1 e Pro Calcio Castelmadama in vantaggio. La risposta biancoceleste arriva su un errore difensivo, Salinetti recupera e para. Al 28esimo tutto torna in equilibrio, altro errore difensivo e la Bassotti non sbaglia, 1-1 e gara di nuovo in parità. Lazio Calcio Femminile rinfrancata dal pari, azione sulla sinistra, di nuovo Salinetti devia in calcio d'angolo. Infine, prima dell'intervallo, contropiede ospite con la Clemenzi che spara il destro in out. Inizio di riprese, dopo 5 minuti la Grassi va tu per tu con Salinetti, conclusione che termina però sul fondo. Pro Calcio Castelmadama che torna a spingere, destro della Livi dalla distanza, De Pifagno c'è e para. Mentre al 26esimo da corner lungo batti e ribatti con la Brozzi che tenta il destro, murato dalla difesa biancoceleste. Al 28esimo da punizione alla Livi a provare il destro, De Pifagno respinge. Infine padroni di casa vicini al gol nel finale, 3 le occasioni, prima ripartenza al 41esimo, destro della Bassotti che però va in diagonale sul fondo. Poi al 43esimo stessa dinamica, ripartenza dalla difesa con tiro secco, alto di un soffio, sempre della Bassotti. Infine ultima occasione al 45esimo con la Grassi che coglie una clamorosa traversa. Poi non c'è più tempo, triplice fischio del direttore di gara.